Grazie Presidente. Siamo quindi arrivati a questa discussione generale di questo progetto di legge che è diventato, direi, quasi un tormentone, perché ne stiamo parlando da molti mesi e ne è stato discusso, ci sono state queste interruzioni che abbiamo sentito ed evidentemente la partita è molto interessante, molto importante, perché stiamo parlando di un sistema sanità di una regione da quasi 5 milioni di cittadini. La questione della sanità è importantissima, siamo una regione importante, una delle più importanti d'Europa, se andiamo a vedere, abbiamo una popolazione che è superiore a quella di ben 9 singoli Stati membri dell'Unione Europea e quindi abbiamo tutto il diritto di avere una sanità che funziona e il dovere di fare delle norme e delle leggi che funzionano. Questo è uno dei progetti di legge presentati in veste di consigliere inizialmente dal nostro governatore Zaia. Erano veramente molti quei progetti di legge, ma mi pare di ricordare a memoria che ne abbiamo finora approvati solo 2, quindi questo dovrebbe essere il terzo. Ci sono stati molti incontri in Commissione Sanità, ci sono stati molti dibattiti, se ne è parlato molto, ma quasi paradossalmente direi che se ne è parlato più fuori dal palazzo, più fuori da queste aule. Ci sono stati molti incontri nel territorio, incontri pubblici, di iniziativa soprattutto delle minoranze, devo dire. Molto dibattuti, molto partecipati, perché in una buona parte della popolazione sono nati molti dubbi in merito a questa riforma, molte preoccupazioni, proprio perché evidentemente l'orizzonte non è così chiaro, non si capisce bene dove si vuole arrivare. Le associazioni di categoria hanno chiesto di essere ascoltate, hanno espresso il loro parere, ci sono state moltissime critiche, anche i sindaci sono intervenuti. Diciamo che c'è stato un forte dibattito che ha sicuramente portato anche nel tempo a dei miglioramenti di questo progetto di legge. Quindi è evidente che la società civile si è mossa e in qualche modo ha dato un contributo positivo. Però diciamo che le critiche sono sicuramente molte. Le critiche sono veramente molte, arrivano da più parti. Purtroppo abbiamo assistito anche a dei salti mortali all'interno della maggioranza. Salti mortali dove alcuni cespugli della maggioranza, anzi potremmo dire un cespuglio, è arrivato a minacciare di non votare il maxi emendamento, si è arrivati a vedere la mancanza del numero legale e grazie a ciò si è arrivati al mercato delle vacche. Al mercato delle vacche, signori, direi forse è meglio dire il mercato di un pezzo di ambiente della nostra regione, al mercato degli uccelli migratori, perché si è barattata la sanità addirittura come Signori, un patrimonio lasciamo parlare il collega Zanoni dello Stato. Ricordo, è stato messo sul piatto un patrimonio considerato indisponibile dello Stato, la fauna selvatica, per questa riforma. E io credo che questo sia veramente un passaggio molto negativo che ha contraddistinto la genesi di questa riforma, perché mi chiedo se certi determinati cespugli agiranno così per tutta la legislatura anche in altre questioni. Mi chiedo veramente se questa maggioranza agisce in maniera lucida, perché è sempre importante agire in maniera lucida, soprattutto quando si parla di riforme del genere. Quindi ne abbiamo viste di tutti i colori, colleghi, Presidente, assessori. Cosa preoccupano i cittadini veneti? Preoccupa ad esempio la mancanza dei criteri adottati per determinare le ASL. Abbiamo visto delle anomalie, abbiamo visto degli atti di commissariamento, no? Abbiamo visto commissariamenti di 12 ASL, tra l'altro un commissariamento
prevede che c'è qualcosa che non va. Che cosa c'è che non va nella sanità veneta se siamo dovuti arrivare al commissariamento? E poi che cos'è il commissariamento se non un accentramento di potere, una deroga alle norme attuali, che vuol dire meno democrazia, meno partecipazione, meno controlli. Questo significa poi un commissariamento. Poi abbiamo visto delle ASL come Treviso, Verona, Padova, Rovigo e Belluno, province come Treviso, Verona, Padova, Rovigo e Belluno con una ASL, altre Vicenza e Venezia con 2 ASL, quindi con dei criteri che non sono chiari. Quali sono questi criteri? Presidente, prima lei parlava di Bassano, era giusto non penalizzarla, ma allora mi chiedo perché dobbiamo penalizzare Montabelluna o perché dobbiamo penalizzare Conegliano o Vittorio Veneto. Lo stesso ragionamento vale per tutte le altre cittadine delle altre province. Perché 9 e non 7? Perché 9 e non 12? Quali sono questi criteri? Abbiamo bisogno di risposte. Tra l'altro parliamo di città importanti come Treviso, Verona, Padova, che attualmente hanno popolazioni che sono superiori addirittura ad alcuni Stati membri dell'Unione Europea. Ci sono 3 Stati membri dell'Unione Europea che hanno una popolazione che è inferiore a quella di ciascuna di queste 3 province. Quindi non stiamo parlando di piccole comunità. Manca, è stato ricordato da più colleghi, uno studio di fattibilità. Si è parlato, a mio avviso giustamente, di salto nel buio. Quali sono le conseguenze sul territorio? Queste sono le preoccupazioni. Io credo che sul sociale vadano previsti maggiori poteri e coinvolgimento per i sindaci. È una riforma che prevede un accentramento, a mio avviso, troppo elevato dei poteri nella Giunta. È una che poi vede la gestione di tutto questo comparto, vedrebbe in mano a pochissime persone. Questo è il contrario del federalismo. Questa è una riforma centralista, non federalista, colleghi. Va bene razionalizzare, va bene abbattere le spese, va bene eliminare gli sprechi. Chi è contrario a queste cose, a questi obiettivi? Siamo tutti favorevoli, però bisogna stare attenti che non si vada, per cercare di fare una cosa buona da una parte, a farne una male dall'altra, cioè a intaccare i servizi. Quindi attenzione a non impoverire i servizi che devono essere diffusi nel territorio. Quindi vanno bene meno ASL, ma questa riduzione deve essere compensata con servizi diffusi ed efficienti. Quindi per migliorare, diciamo correggere questa riforma, abbiamo studiato e abbiamo presentato diversi emendamenti che sono proprio stati fatti in maniera utile a evitare queste discrepanze. E spero anche in questi giorni di dibattito e discussione che arrivino naturalmente dei segnali positivi della Giunta, ma più che dei segnali positivi anche arrivino delle risposte, perché qui domande e dubbi ne sono stati sollevati veramente molti. Naturalmente noi faremo la nostra parte con il solo intento di raggiungere l'obiettivo di una norma che sia più giusta, più equilibrata e che tuteli maggiormente i nostri cittadini e garantisca un servizio per i cittadini relativo alla sanità al passo con i tempi, efficace, efficiente, ma che non sia un servizio che va a ribasso.